benvenuti al Palamangano, sfida tra Givova Scafati e Bertram Tortona, valevole per la 22esima giornata della Serie A Unipol. Si lancia in transizione Scafati, appoggio per Cinciarini, mano destra, facile Tortona con Goram che si ritrova il pallone tra le mani, serve Wims, bella palla per Zerini, bellissima assistenza. Qui passaggio futbolistico da parte di Tommy Cusi e appoggio facile al tabellone per Goram. Altro blocco di Pinkins, questa volta per Cinciarini, è quello che riceve il 12, palla fuori, Anim, piedi per terra, scocca il dardo, mette la tripla. Sakar Anim, 11-14. Palla nell'angolo, Vital non ci pensa un attimo, lancia il dardo, Christian Vital. Ora Baldasso a guidare il possesso. Severini riceve, c'è spazio per la tripla, la prova e la mette Luca Severini, un lampo. Baldasso chiama il pallone, viene servito Severini, che c'è shoot di Severini, seconda tripla di fila da parte di Luca Severini, che ora inizia a scaldare il motore. Gray, pick and roll con Ekin, fuori Miaschi, occhi sulla rettina, si mette in moto Federico Miaschi. Kandi accelera, lascia il pallone lì e poi movimento tellurico di Kamagate. In qualche modo la palla arriva a Kandi, palla dietro la schiena per Vital, triplona, super basket di Tortona, 24-38, che palla però di Leonardo Kandi. Si riversa nella metacampo offensiva, Maxuni, palla per Pinkins, spinge ma subisce fallo Cruz Pinkins. È quello che riceve il 20, non si muove il cronometro, è quello che parte in questo momento. Maxuni, un lampo nel finale del secondo quarto di Scafati. È importante non disunirci ora, sappiamo che Scafati comunque non è quella dei primi 10 minuti, torneranno sotto e sarà una partita molto difficile soprattutto qua. Cusi fuori a ricevere, pensa al tiro, poi cerca separazione, Cusi in due su di lui, fuori da Goram, piedi per terra, occhi sulla rettina, che si muove, che si zacca, altra tripla per Tortona. Gray indietreggia palleggiando, sfida Vital, Gray, palleggio, arresto, tiro da 2, vincente, 2 punti per il 2 e meno 12 per Scafati. Transizione veloce da parte di Tortona con Cusi, vediamo se accelera Cusi, punta, testa bassa, fuori da Goram, pensa alla tripla, non la mette, Wims arriva in corsa, guarda il canestro e non perdona Kyle Wims. Riparte ancora una volta Tortona, lasciato troppo solo Wims, movimento tellurico sotto canestro con Kyle Wims e protegge il pallone, lo riaffida a Baldasso Kamagate. Poi il blocco, fuori da Goram, Wims pensa alla tripla dall'angolo, poi decide di attaccare il canestro, subisce il fallo di Miaschi, mette 2 punti, si prende un altro libero. Ma qui Kamagate ne approfitta per inchiodare sull'assistenza dei Kandi. Trova nell'angolo Maxuni, sbaglia totalmente le misure della tripla il 21. Kandi prende il rimbalzo, Baldasso, altro tentativo, altra tripla messa da Tommy Baldasso. Sbaglia un altro passaggio, buona lettura difensiva da parte di Tortona che si lancia con Kandi, palla che resta lì, De Negri, step back, altri 2 punti, 9-2-60. Affida Gray che sembra essere l'unico intenzionato ancora a far punti di Scafati in questo finale, alza un pallone per aria, trova il sottomano ribaltato, 2 punti più un tiro libero supplementare per Rob Gray. Farias con la palla tra le mani, Farias lotta con Gray, trova separazione, si appoggia al vetro, trova anche 2 punti il giovanissimo Farias. Termina 79-102
questa sfida valevole per la 22esima giornata della Serie A. Unipol domina Tortona, domina specialmente nel terzo e quarto quarto. La realtà è che siamo partiti bene, siamo riusciti a tenere un buon ritmo, a imporre il nostro gioco e siamo riusciti a prendere fiducia, per cui è stata una buona serata, una serata dove siamo stati bravi e è giusto godersi questa serata.